Oggi una manifestazione davanti alla prefettura sul caro bollette, la CNA si mobilita insieme ad altre tante associazioni. Ecco, cosa cercate di ottenere, cosa farete con questo evento? Una manifestazione che avrà un seguito ovviamente anche nazionalmente. Sì, avrà un seguito il giorno 7, ma intanto siamo qui oggi davanti alla prefettura per un sit-in ovviamente pacifico, per rivendicare delle proposte che possano mitigare gli effetti devastanti che provengono dall'eccessivo rincaro dei costi energetici che stanno mettendo davvero in grave difficoltà sia le imprese che le famiglie. Famiglie e imprese che sono in piena emergenza, costi almeno triplicati, persone, ristoratori, operatori economici che si sono fatti avanti a manifestare il loro disagio perché hanno ricevuto bollette davvero salatissime, quindi è una situazione che non è più possibile. Noi più tardi incontreremo il prefetto come delegazione assieme alle altre organizzazioni di categoria datoriali ma anche dei consumatori per porre al centro dell'attenzione del massimo rappresentante provinciale del governo questa drammatica situazione che sta vivendo anche il territorio agrigentino. Qui si rischia che le imprese chiudano e che le famiglie, veramente quelle soprattutto svantaggiate, soffrano maledettamente questa situazione. Quindi diciamo basta, perché non è più possibile che chi ha responsabilità nel territorio, ma chi ha responsabilità di governare il Paese e la Regione, prendano provvedimenti urgenti. Anche voi oggi manifestate qua il rappresentante dei tantissimi B&B agrigentini, ma sostanzialmente cosa pensate di ottenere da questa protesta? Ma negli ultimi bimestri abbiamo avuto degli aumenti esorbitanti per quanto riguarda il caro bollette. Molti dei nostri associati sono costretti, ahimè, a chiudere i battenti se la situazione non viene regolamentata. Siamo qui, cerchiamo di ottenere qualcosa, almeno il possibile, perché altrimenti, ripeto, siamo costretti a chiudere i battenti. Voi rappresentate gli agricoltori che sono scesi in piazza in diversi comuni con anche il bruciare le bollette. Ecco, sostanzialmente cosa si può ottenere anche da questa protesta di oggi? Un aiuto importante per i nostri agricoltori e per le nostre famiglie, perché ormai le bollette sono troppo elevate e le scadenze che ci sono a fine mese sono troppe e le famiglie e i nostri agricoltori non ce la fanno più a superare. I prodotti rimangono sul campo, quindi i problemi che stiamo affrontando come produttori e come organizzazione sono tanti, quindi noi organizzazione dobbiamo dare sostegno ai nostri produttori e per poterlo fare dobbiamo farlo con questi sit-in di protesta, iniziando nelle province e poi arrivando poi al regionale che si terrà più avanti il 7 di novembre. È un grido di allarme, un grido di aiuto che si chiede alla Regione e che si chiede allo Stato. Allora, l'associazione consumatori in prima linea oggi per protestare contro il caro bollette. Assolutamente, questa è la prima di una manifestazione. Abbiamo accolto favorevolmente l'invito da parte delle categorie imprenditoriali a partecipare a questa manifestazione proprio per porre l'accento su quello che è il caro vita in generale. Si parla di caro bollette, ma non dimentichiamoci che ovviamente se si va a fare la spesa vediamo tutti che i prezzi sono aumentati. Ci saranno diversi tavoli che interesseranno le associazioni dei consumatori a livello nazionale, dove si chiederà al governo ovviamente di intervenire su alcuni punti. Intanto la detassazione per quanto riguarda l'IVA sulle accise. Ovviamente non ha senso che noi paghiamo già un'IVA sulle accise. Chiedere ovviamente una dilazione più lunga per quanto riguarda la rateizzazione delle bollette, perché adesso vedremo gli effetti degli aumenti, anche se ricordiamoci il decreto Cura Italia aveva sancito ovviamente uno stop per quanto riguarda le modifiche unilaterali dei contratti. Quindi da questo punto di vista invitiamo gli utenti, i cittadini a venire presso i nostri sportelli per verificare se si sono verificati degli aumenti esponenziali senza che ovviamente le utility, in questo caso ovviamente i gestori dell'energia elettrica, le avessero praticate senza ovviamente tenere conto di quello che è stato
il decreto Cura Italia. Come dire, la crisi è congiunturale, riguarda un po' tutti, riguarda le aziende, riguarda le famiglie in modo particolare. Le azioni messe in campo dal governo col bonus, bonus elettrico, bonus acqua, in realtà hanno solo tamponato delle emergenze, perché considerate che oggi non è povero solo chi è al di sotto della soglia di 10.000 euro, è povero anche il padre di famiglia monoreddito che ha uno stipendio di 20.000-22.000 euro annui e non riesce ovviamente a, diciamo non è uno slogan, arrivare a fine mese, quindi diciamo che i provvedimenti devono essere allargati anche a quella fascia di famiglie che ovviamente non riescono più veramente a fronteggiare questa crisi che ci porterà, temiamo, a disordini sociali. Un momento difficile per tutti, ma in particolare anche per le cooperative? Sì, sicuramente, siamo qua per portare la voce delle centinaia di cooperative che veramente sono sull'orlo del baratro. Cercheremo un attimino di premere affinché lo Stato metta in atto tutti quei provvedimenti atti a mitigare questa situazione assolutamente insostenibile e a cercare un attimino di rappresentare quello che nei mesi prossimi si immagina una situazione assolutamente catastrofica, prospettando la chiusura di molte realtà con una grave ripercussione sul territorio di Agrigento. Un settore sicuramente in gravissima crisi insieme a tantissimi altri, ma come si può uscire da questo tunnel, diciamo? Insomma, in effetti siamo molto in crisi, diciamo che siamo quasi alla disperazione perché non è possibile continuare a lavorare in questo modo. Dopo il Covid abbiamo avuto questa tegola proprio del caro bollette, spese che non possiamo più sostenere e purtroppo continuando su questa linea molte imprese chiuderanno. Questa cosa fa tristezza anche perché sono le imprese che sostengono l'economia di tutti i nostri territori e tra l'altro non può accadere che un imprenditore dopo aver investito così tanto nella sua attività perda tutto non per causa sua. Quindi oggi siamo qua tutti insieme, certo rammarica il non vedere tanta gente perché è un problema che colpisce tutti, ma siamo qua senza nessuna sigla sindacale, tutti insieme per chiedere al governo che si attivi, perché non c'è più tempo, è a rischio tutto il tessuto economico e sociale.